Conclusa alle 10 l'allerta meteo arancione, è passata l'ondata di maltempo, ha colpito principalmente la zona dello Spezzino, dell'estremo levante ligure, ma adesso sono le condizioni del mare che sono sotto attenzione. Una violenta mareggiata sta lambendo proprio in queste ore le coste del Tigullio, un moto ondoso che dovrebbe andare ad attenuarsi, come confermano proprio i previsori di Limet. È passata l'ennesima perturbazione tra ieri sera e questa notte, ha dato luogo a delle piogge molto intense, soprattutto tra l'Alta Toscana e lo Spezzino. Il mare tenderà un pochino a calmare il moto ondoso nel corso delle prossime ore, ma anche durante il weekend resterà ancora, direi, abbastanza mosso, perché queste correnti di Libeccio si attenueranno ma non cesseranno. Ora vedete questo flusso continuo di correnti occidentali, c'è un intervallo che ci interesserà direi nell'arco del weekend, soprattutto nella giornata di sabato, ma a partire già da domenica arriverà una nuova perturbazione sempre da ovest e quindi cominceranno di nuovo ad arrivare delle piogge. Domenica mattina interessato il Levante, domenica nel pomeriggio e in serata anche il settore centrale. Questo sarà il prologo per un peggioramento, direi, piuttosto intenso del tempo che ci interesserà nelle giornate di lunedì e di martedì, con delle piogge anche, direi, abbastanza intense e ancora del vento forte. Quindi una fase di tempo dinamico autunnale, non fredda, perché appunto sono correnti che arrivano dall'Atlantico, quindi sono correnti abbastanza miti, con ancora rischio appunto di piogge, soprattutto ad inizio della settimana prossima.